Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. A te la linea. Grazie, buona giornata a tutti qui da Genova e dalla Liguria. Insomma, ieri c'è stato il sole, ma l'altro ieri ci sono stati dei problemi, specialmente nel ponente Ligure, zona finale Ligure fino a Borgo, nell'entroterra di Savona, ma anche un po' verso l'Imperiese. Ci sono state le bombe d'acqua, ci sono stati dei danni, però oggi la situazione è di nuovo peggiorata, perché siamo sul nuvoloso. Speriamo che nel prossimo fine settimana invece ci sia il bel tempo per i nostri graditissimi ospiti che verranno nella nostra meravigliosa Liguria. Ma attacchiamo subito con il tema che ormai portiamo avanti qualche settimana, cioè le elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo ligure e quindi qui a Genova. Sono in programma domenica 25, poi lunedì 26 si vota, lo ricordo, fino alle ore 15. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro candidato al municipio centro-ovest, Davide Rossi. Ciao Davide, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Sì, ci sono. Allora, dove ti trovi in questo momento, Davide? Ma in questo momento ero a fare campagna elettorale da buon candidato presidente insieme a tutti i candidati della coalizione. Eravamo in giro al mercato, poi adesso nel pomeriggio avremo un incontro con le associazioni, prima poi di spostarci al Porto Antico, dove ci sarà la conclusione della campagna elettorale con il nostro segretario federale Matteo Salvini. Ecco, è l'appuntamento con Matteo Salvini e gli altri esponenti del centrodestra. Salvini salirà sul palco oggi pomeriggio alle 17:30 al Porto Antico, piazzale delle Feste, proprio accanto all'Acquario di Genova. La Premier Giorgia Meloni e il Vice Premier Antonio Tajani saranno invece presenti in videocollegamento in diretta. Allora, campagna elettorale, ricordo che il municipio di Davide Rossi è uno dei più popolosi di Genova, credo circa 80.000 persone fra San Pierdarena e Sant'Odoro, poi mi correggerai tu Davide se ho detto male. Ci sono tantissimi problemi, in primis la sicurezza. Proprio l'altra notte c'è stato un accoltellamento per strada, un algerino è stato accoltellato, pare, da altri stranieri. Insomma, sembra un po' una terra di nessuno, Davide. Intanto ti confermo che hai detto bene, è il secondo municipio più popoloso della città dopo il centro-est. È un municipio complesso, in questo momento gestito dal 5 Stelle, quindi possiamo capire quali sono le attenzioni verso la sicurezza, il decoro urbano che questa amministrazione di attrazione 5 Stelle ha avuto sul nostro territorio, purtroppo. E l'ultimo episodio è solamente uno dei tanti che purtroppo sono quotidiani in un quartiere, ripeto, complesso, che ha la più grande comunità latinoamericana d'Europa, che ha tutta una serie di criticità dovute appunto a un dissesto commerciale che è stato figlio delle cattive scelte delle amministrazioni di centrosinistra targate Doria e Vincenzi, e che appunto, avendo anche però delle grandi opportunità, anche il modo di potersi risollevare se riusciamo a coniugare quelle che sono le ricette che Marco Bucci in questi anni ha portato avanti, vuole dire presidio del territorio, controllo delle piazze e supporto a quelle che sono le attività positive che anche nel nostro territorio di San Pierdarena, così come per Sant'Odoro, ci sono, ma molto spesso sono lasciate sole. Ecco, si parla per quanto riguarda il ponente genovese anche un po' dello spostamento di questi depositi chimici che da Multedo, poi per chi esce dall'autostrada Genova-Peli, subito lì si vedono, sono praticamente a pochissimi metri dalle case, e ci sarebbe un'ipotesi di trasferirli a Ponte Somalia, cioè nel porto, ma nella parte appunto del tuo territorio lì a San Pierdarena. Ecco, una decisione che ovviamente è di carattere tecnico, mi sembra, Davide. Sì, è una decisione di carattere tecnico che dovrà prendere chi gestisce in questo momento Autorità di Sistema Portuale
insieme chiaramente agli organi preposti, che vuole dire Vigili del Fuoco, ASL, eccetera. Chiaramente in base a tutta una serie di prescrizioni a livello europeo, a Multedo, che sono a 5 metri dalle case, non possono più stare. Tra le aree che sono state individuate c'è anche quella di Ponte Somalia, che comunque ha anch'essa alcune criticità, verso la quale comunque pende un ricorso al Consiglio di Stato, e quindi siamo anche in attesa di capire quelle che saranno le risposte che il Consiglio di Stato darà verso questa istanza. È altrettanto evidente che non è l'unica area, nel senso è impossibile, almeno come Lega, almeno io rappresento la contrarietà al fatto che si arrivi all'opzione zero, come magari 5 Stelle e altri vogliono paventare, perché comunque Genova è una città portuale che ha bisogno anche dei depositi chimici per garantire posti di lavoro e indotto. Dopodiché ci sono forse delle altre zone più idonee, e infatti il sindaco Picciocchi, speriamo futuro sindaco Picciocchi riconfermato, ha già avuto un'apertura verso altre zone che potrebbero essere individuate. Chiaramente, ripeto, il dialogo è importante, ma le risposte non è l'amministrazione comunale a doverle dare, ma l'autorità portuale, quindi aspettiamo. Ecco, senti, in questa campagna elettorale tu ovviamente ti sei concentrato sul tuo territorio, ma diciamo che hai analizzato un po' la situazione in tutta la città. Tra l'altro devo anche riconoscere Davide Rossi, che ha portato qui a Genova, sul territorio, in piazza, c'è stata una ottima risposta da parte dei cittadini. Il nostro europarlamentare e adesso vice segretario della Lega, generale Roberto Vannacci, e volevo chiederti un po' quali sono le reazioni, visto che anche tu sei stato sul mercato, eccetera. Una campagna che ho visto fatta, insomma, che non mi è piaciuta tantissimo, soprattutto per quanto riguarda questo mancato confronto fra Pietro Picciocchi, richiesto dal centrodestra, da Pietro Picciocchi, e Ilaria Salis, che ha rifiutato di fatto il confronto. Ci sono stati alcuni confronti, ma lo dico proprio da giornalista, insomma, con domande preconfezionate, con temi già, insomma, allertati sui temi. In realtà ci doveva essere un confronto all'americana, Picciocchi Salis, con domande senza fare sconti a nessuno e anche con quesiti posti dal pubblico in diretta, che Silvia Salis però ha rifiutato. Questo confronto era stato organizzato a Genova 24, poi gli ultimi 2 o 3 giorni Salis ha dato forfait. Tra l'altro i colleghi di Genova 24 avevano già affittato una sala, si erano già preparati, insomma non è una cosa semplice, lo dico da professionista, organizzare questo tipo di eventi. Ecco, a me ha dato un po' fastidio questo da genovese, a prescindere dalle posizioni politiche. Davide, tu cosa ne dici? Sì, il rapporto anche con il territorio, con i cittadini con i quali ci siamo confrontati, insomma la lamentela è stata proprio questa qua. Una campagna elettorale forse da parte della sinistra priva di contenuti e di confronto. Tutti i tavoli di confronto sono sempre stati disattesi, come poc'anzi hai ricordato tu, ma anche nel mio piccolo, dove una TV locale quale Primo Canale ha provato in 3 occasioni a creare un dibattito face to face tra me e il candidato di presidente di municipio 5 Stelle, in 3 volte il candidato Colnaghi ha respinto al mittente la possibilità di confrontarci, perché sarebbe stato anche lì carino e utile poter fare emergere quelle che sono le loro peculiarità e anche le nostre, far presente che magari invece di parlare solo di depositi chimici per spostare il tema, diciamo, della sicurezza e delle riqualificazioni, si sarebbe potuto invece parlare proprio di fatti concreti. E questo è un po' un tallone d'Achille un po' di tutta la campagna elettorale. Non è mai successo nella storia che 2 candidati sindaci dei rispettivi schieramenti non si potessero confrontare faccia a faccia in maniera libera, come dovrebbe essere in una democrazia normale. Certo, mi sembra che sia un po' scappato su questo tema. Senti, ti lascio un minuto se vuoi dire qualcosa tu per la tua campagna elettorale, poi facciamo il nostro secondo ospite. Vai. Io intanto volevo ringraziare per il supporto importante che c'è stato a tutta la coalizione, quindi anche le altre forze di centrodestra e le civiche.
Oltre al generale Vannacci che tu hai ricordato, abbiamo avuto anche a disposizione Silvia Picone, che è sempre stata, ha fatto un studio importante sul territorio, e anche la Anna Cisint. Domani avremo Matteo Salvini che farà un commento sul territorio in mattinata, e quindi diciamo che la coalizione di centrodestra e soprattutto la Lega non ha fatto mancare il supporto a un territorio comunque importante, e che dopo il centro-est, chiamandosi proprio centro-ovest, rappresenta il cuore pulsante del territorio. Il porto principale, il porto della città è sul nostro territorio, la lanterna simbolo del mondo della Liguria è sul nostro territorio, e quindi credo che a questa municipalità abbia bisogno di concretezza, normalità e risposte certe. Ecco, senti Davide, io mi sono scordato, mi scuso di Silvia Cardone e Anna Cisint, ringrazio veramente di cuore per essere venuti qui a Genova, e però tu hai menzionato Cisint, mi è venuto in mente, mi stavo proprio per scordare anche della questione moschea, cioè Silvia Salis ha affrontato almeno la questione moschea, perché ricordiamolo, non anni fa, quando noi avevamo bloccato la costruzione della moschea a Lagaccio, un quartiere di Genova vicino al centro, ma proprio lo scorso dicembre c'è stato un ordine del giorno del PD che ha in sostanza chiesto la realizzazione di una nuova grande moschea a Genova. Ovviamente il documento a Tursi non è passato perché il centrodestra era appunto in maggioranza, però se adesso dovessero capovolgere questi equilibri politici in Sala Rossa, sia nell'aula consigliare del Comune di Genova, diciamo che l'esito non sarebbe lo stesso. Ecco, insomma, noi non vogliamo fare una grande moschea a Genova senza se e senza ma. Corretto, Davide? Assolutamente d'accordo. Tra l'altro io insieme a Buonanima di Bruno Ravera, insieme a Edoardo Rixi, ci battemmo in maniera molto determinata contro la costruzione della moschea a Lagaccio. Credo che la situazione anche geopolitica che c'è in questo momento a livello internazionale, e che vede Genova come porto principale del Mediterraneo, sia molto pericolosa nel prevedere una moschea su questo territorio. Tra l'altro cito anche un passaggio, perché comunque Anna Cisint è anche venuta a San Pier d'Arena per un motivo ben specifico. Noi abbiamo una moschea abusiva tra le più pericolose, che è in via Castello, gestita da un imam siriano che ha avuto numerosi problemi con la giustizia. Insomma, anche il tema delle moschee abusive è un tema molto importante che va affrontato e che la Lega ha sempre avuto in considerazione in maniera molto onesta, e quindi credo che dare risposta al territorio vuol dire anche tenere conto di questi equilibri che ci sono nei quartieri, nei territori, nelle città, che molto spesso alla sinistra fanno comodo per altri motivi. Va bene, chi vota Lega Genova vota contro la grande moschea a Genova. Grazie al nostro candidato presidente del municipio Centro-Ovest, Davide Rossi. Ti ringraziamo, Davidino. Buona giornata. Grazie, un abbraccio. E buona campagna elettorale. Un abbraccio, un abbraccione al nostro Davide Rossi. E adesso passiamo subito al nostro secondo ospite della giornata, che è l'assessore comunale Paola Bordilli. Sentiamo se Paola è già in diretta con noi. Ciao Paola, ci sei? Un secondo soltanto che la ricollego subito. Ok, allora aspettiamo il collegamento, siamo ovviamente in diretta qui su Radio Libertà, come i nostri radioascoltatori sanno benissimo. Con Paola Bordilli volevo anche parlare un po' del commercio, eccetera, ma anche Abbiamo in onda Paola Bordilli. Paola Bordilli è una persona che ed è stata la prima sostanzialmente a sollevare col coperchio, io dico, dell'incompetenza dimostrata in queste settimane di campagna elettorale da parte di Silvia Salis, che ha letto un po' i copioni, ha fatto questa campagna elettorale grazie un po' a suo marito, anche il regista romano Fausto Brizzi, con i droni, i video, questi videomaker, eccetera. C'è stata un po' una campagna elettorale artefatta, io posso giudicare, ma dall'altra parte c'è stata una campagna elettorale di Pietro Picciocchi molto più genuina, perché Picciocchi, diciamo, è molto più pratico, uno che studia e lavora. Paola, ci sei?
Eccoci, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Ci dove ti trovi in sono questo momento? e Anche tu sei nel confermo quello che stavi dicendo, anche perché guarda, sono a Pegli dove si è finito proprio un giro con il nostro sindaco al mercato, dove Pietro si ferma moltissimo a parlare con tutti perché a lui fa proprio piacere, al di là della sua campagna, del momento elettorale, il nostro candidato sindaco è una persona molto umana oltre che preparata. Quindi spero che rispetto alla candidata dall'altra parte, che invece tende sempre a mettersi sul piedistallo rispetto ai cittadini. E poi sicuramente, come tu confermavi, siamo il sesto comune d'Italia, abbiamo bisogno di persone che siano competenti, che conoscano la macchina comunale, che conoscano le pratiche, i tanti cambiamenti che nella nostra città ci sono in questo periodo. Abbiamo bisogno veramente. Senti, ti sentiamo male Paolo, dovresti spostarti un attimo perché il collegamento in diretta non si sente bene. Mi sentite? Adesso ti sentiamo. Okay. Senti, ti volevo fare una domanda veloce. Dunque, tu Sì. sei stata la prima, diciamo, del centrodestra, e bisogna andartene in merito, a scoprire, a scoperchiare questa incompetenza di Salis, con la famosa gaffe addirittura di inizio aprile, in cui Silvia Salis ha confuso la CNA con la Confartigianato, no? È un po' confondere la CGIL con la CISL, la CGIL con la UIL, eccetera, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori. Ecco, ed è andata avanti con questa cosa qua. Poi tu ne hai tirate fuori anche delle altre, Paola. Sì, ma guarda, allora, fare politica è una cosa molto seria e non ci si può inventare al momento candidati. Candidati soprattutto di un comune come Genova, che è già il sesto comune d'Italia. Quindi sì, purtroppo gli errori sono stati tanti, non in ultimo guardate anche ieri comunque dove ha detto che il comune le ha negato una piazza come comizio finale, ed invece non vi è nessun atto che ha negato la piazza. La competenza è una cosa seria e credo che noi come cittadini chiediamo ai nostri sindaci questo. Lei purtroppo non lo è. Senti, poi c'è stato anche un attacco un po' vergognoso, secondo me, anche che tu hai rivelato da parte del centro-sinistra, attacchi personali anche alla famiglia di Picciotti, della candidata della sinistra. La Sali su questo che ha fatto un po' una campionessa di vittimismo, usiamo un po' questo termine giornalistico che le è stato appioppato, non ha detto nulla. Ma che cos'era successo? Guarda, cose molto spiacevoli, perché come si sa qui a Genova, te lo dico, Pietro ha una bellissima famiglia, sono 8 figli e una persona sui social ha definito questo stato di Pietro come un coniglio riproduttore. Questo post con questa definizione molto molto brutta, grave, volgare, viene ripresa da una candidata PD che nel passato ha anche fatto l'assessore alle pari opportunità, che scrive commentando che è una lotta all'ultimo spermatozoo. Io ho segnalato pubblicamente sui media come già siano frasi bruttissime queste, dette da chiunque, dette da un candidato a governare la nostra città, oltre che vergognose, sono davvero frasi inaccettabili. E devo dire
che dalla sinistra non ho ricevuto nessunissima scusa su queste frasi, nessuno che le abbia definite quantomeno sgradevoli, anzi si sono difesi tutti dicendo che era ironia. Io credo che diciamo nei nostri ruoli l'ironia volgare non debba stare di casa. E poi, diciamo che non siamo sulla zanzara di Radio 24 con il buon Giuseppe Cruciani. Ecco, a me fa molto fastidio questa doppia morale delle donne di dare il buon sinistra, esempio, che a parole sono femministe, schierate a difesa dei diritti, ma nei fatti usano a dir poco vergognose affermazioni contro, appunto, in questo caso, un esponente del centrodestra che è il sindaco. E la sua famiglia, non soltanto Pietro in sé, no, ma proprio tutta la famiglia di Pietro. Oltretutto una famiglia bellissima che gli sta dando una mano anche nella campagna elettorale. Oggi erano in giro. Che così poi dobbiamo chiudere. Vai Paola. Non ho compreso, perdonami. No, ti dicevo, abbiamo ancora un minuto, ti lascio un minuto per la tua campagna elettorale, di pure quello che vuoi, un appello agli elettori. Allora, vai. Io faccio l'assessore dal 2017 nella nostra città, una città che amo, una città per la quale sono sempre stata presente, con impegno, con serietà, una città a cui voglio ancora dare la mia presenza sul territorio, la mia competenza, la conoscenza della città e soprattutto tanta passione. Quindi il 25 e 26 maggio sul simbolo Lega per Ceppi sindaco, una X e poi scrivete Bordilli. Va benissimo, grazie Paola, ti ringraziamo tantissimo, buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale, ci rimangano ancora qualche giorno. Con noi qua a Genova. Ciao. Ciao Paola, grazie ancora al nostro assessore del comune di Genova e candidato alle elezioni di domenica 25 e lunedì 26 maggio, Paola Bordilli. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.